Ci troviamo nel bacino portuale di Vado Ligure. In questa zona sono appena terminati una serie di lavori che sono stati finanziati col fondo PNRR, filiera agroalimentare, che in linea con i principi della Comunità Europea aumentano la capacità logistica, soprattutto ferroviaria, e la digitalizzazione in maniera tale da diminuire le emissioni ed il costo ambientale. Una parte dei lavori si occupa del potenziamento del parco ferroviario di Vado Ligure. Il lavoro principale consiste nell'allungamento dei binari e di tutte le strutture a servizio in maniera tale da permettere il carico di treni più lunghi. Una seconda parte riguarda invece l'infrastrutturazione digitale del terminal ferroviario. Sono stati creati dei sistemi di lettura ottica intelligenti che permettono di raccogliere i dati delle merci automaticamente. Tutti i dati che derivano dalla lettura di questi sistemi intelligenti vengono raccolti e sono messi a disposizione in tempo reale a tutti gli uffici degli enti di controllo e ovviamente agli uffici dell'autorità di sistema portuale. Invece, per quanto riguarda la parte su gomma, vedete alle mie spalle il nuovo varco dove sono state risistemate anche le corsie di ingresso e di uscita ed è stato sistemato anche un nuovo varco che abbiamo chiamato Varco Caffè in una zona centrale del circuito doganale, utilizzato per questioni tecniche quando necessario. Il sistema integrato di tutte queste opere fa sì che ci sia una maggiore efficienza e quindi anche una maggiore sicurezza, legata sia ai controlli automatici sia alla minore presenza di personale su rotaia. Tutti questi lavori sono terminati entro il 30 giugno, cioè la scadenza prevista dal PNRR, e sono stati realizzati coordinandosi sia col traffico ferroviario, che non è mai stato interrotto, sia con altri cantieri dell'autorità portuale e anche dei concessionari che in parte stanno ancora continuando. La realizzazione di queste opere permette quindi al porto di aumentare la sua competitività, sostenibilità e sicurezza.